pronti? Siamo a Montegrotto, Grand Hotel Terme. Perché facciamo uno slow tour, un viaggio nell'acqua calda, termale. Benessere. Salute! Bellezza! Buongiorno signori. Buongiorno! Benvenuti al Grand Hotel Terme di Montegrotto. Buongiorno signora, Buon grazie. viaggio? Sì. Tutto Sì, bene? siamo già pronti. Non perdiamo altro tempo allora. No, andiamo. infatti siamo pronti per la salute, il benessere e la bellezza. Beh, quella penso che tutti ci teniamo un pochino. Salute e benessere non c'è problema, la bellezza è quella che è. Noi ci proviamo e io sono abbastanza convinta. In queste terme si deve stare per forza a dieta oppure... La dieta si può fare quando si va a casa. Ah, Per noi. bene, bene. Io vi auguro buon Grazie. soggiorno di qualsiasi cosa abbiate bisogno, noi siamo a disposizione. A proposito, il buongiorno si vede dal mattino e com'è la colazione? C'è di tutto, ma tutto biosanissimo. Manca solo una cosa. La macchina del caffè, la famigerata macchina automatica del caffè alla tedesca non c'è. Qui il cappuccino lo fanno vero, ma è importante. Ma in tutti gli alberghi italiani questo segno della colonizzazione tedesca è tangibile ed è terribile. E qui invece, dove è pieno di tedeschi, non c'è. Il cappuccino è vero. E i tedeschi sono già lì che fanno ginnastica. Buongiorno, signor Mario. Un cappuccio classico, per lei invece un macchiatone, cioè un cappuccino con latte tiepido, meno latte e più caffè. Perfetto. Dov'è che siamo qua? Grand Hotel Terme. Di cosa abbiamo bisogno noi qua al Grand Hotel Terme? Beh, di tutto, dal massaggio giapponese a quello ayurvedico, alla pulizia del viso, ma anche i fanghi. No, i fanghi no. Perché? Fa impressione. Il fango è una magia. Allora, dottoressa Birgit, è vero che l'acqua termale è magica, è una magia, è un miracolo. Per alcuni è diventato un miracolo le nostre acque. Come sapete, l'acqua è un'acqua molto naturale perché viene dal Vicentino, dalla montagna dei Monti Montelissini. E viene, cioè scorga da lì. Scorga da lì e poi va sotto la montagna e fa un percorso di quasi 100 km in profondità quasi a 3.000 metri sotto il suolo. È lì che prende poi le sue... si scalda, diventa acqua termale. Sì, e si prende le sue proprietà, che poi spunta qui nella regione di Abano Terme e noi la possiamo usare per le nostre cure e anche per il fango. Sì, ma che è cosa proprio miracolosa! così. Sì. È bellissimo. Viene definita poi salso promoiotico quest'acqua, perché e si che... arricchisce con questi minerali qua. Quindi con il bromo, con sale, insomma sale in salso, generale, e lo iodio, che fa benissimo. Sono e le il fango diverse da dove vescove. viene? Anche questo viene dal sottosuolo e viene messo in questi bacini e matura per 2 mesi e si formano microrganismi e alghe e questi danno poi queste proprietà curative al nostro fango. I microorganismi. Sì. È la base della terra, la base Sì, dell'esistenza. la base della terra dell'esistenza, sì. E si è visto che c'è un particolare anche batterio che si chiama ITS5 che lascia questa sostanza antinfiammatoria. Con il batterio ITS5. Ma che carino, ma che bravo, che miracolo! Meno paura dei batteri, anzi. Molto meno, anzi. Sì. Sfruttiamo il santo lato buono battero. dei batteri. Bene, dottoressa, allora posso andare? Vado qua? Sì, ma no, non subito qua. Dobbiamo tirarla fuori. Tu vai da questa parte, io vado da questa. Ci vediamo dopo.